Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, continuiamo a raccontare le fasi principali dell'unificazione d'Italia, del Risorgimento, e oggi raccontiamo per una volta una fase felice, anche se certo tutt'altro che priva di contraddizioni e di problemi. Raccontiamo l'unica delle 3 guerre di indipendenza che è stata vinta sul campo senza discussione. Raccontiamo 2 dei protagonisti dell'unificazione d'Italia, Cavour e Vittorio Emanuele. Loro 2, perché qui siamo a Torino e il nostro ciclo parla di Torino e del Piemonte e del loro ruolo nell'unità d'Italia. Naturalmente c'è anche un terzo protagonista che aleggia e che alla fine verrà fuori, che è Garibaldi, che non era torinese né piemontese, diversamente da questi 2, era però suddito del Regno di Sardegna, essendo nato a Nizza. Verrà fuori alla fine. I 2 protagonisti inizialmente sono Cavour e Vittorio Emanuele. Cavour e Vittorio Emanuele sono in realtà, come dire, il lascito positivo del disastro del 48-49. Il disastro della prima guerra di indipendenza ha voluto dire anche un rinnovamento profondo nella leadership del Regno di Sardegna. Il re Carlo Alberto se n'è andato, ha abdicato, è andato in esilio, ha lasciato il posto a suo figlio Vittorio Emanuele II, che noi siamo abituati a vedere nell'iconografia come un uomo grande, grosso, coi baffoni, la barba, lunghi capelli, le borse sotto gli occhi. In realtà è un ragazzo di 29 anni quando sale al trono. Questo giovane re di 29 anni si trova a dover prendere delle decisioni cruciali. La guerra di indipendenza è andata malissimo. Era stata un'idea dell'ultimo momento. La politica Sabaud era sempre stata, fino a poco tempo prima, una politica reazionaria come quella dei Borboni. Solo all'ultimo momento Carlo Alberto ha deciso di buttarsi invece dalla parte dei patrioti, dei carbonari, di quelli che vogliono fare appunto l'unità d'Italia. È andata malissimo. La propaganda dinastica alimenterà poi la leggenda del giovane re, il quale resiste alle pressioni del maresciallo Radetzky, il vincitore di Custozza e di Novara, il quale vorrebbe convincerlo ad abolire lo statuto, la Costituzione, il Parlamento, le elezioni, i partiti, a riportare anche il Regno di Sardegna sulla linea di tutte le altre monarchie reazionarie d'Italia ed Europa. Secondo la leggenda, appunto, Vittorio Emanuele resiste, rifiuta. In realtà bisogna distinguere. A parole Vittorio Emanuele è uno capace di dire a tutti quello che vogliono sentirsi dire, e quindi a parole, in quell'inizio del suo regno, prende le distanze da suo padre e dall'ideale apparentemente assurdo in quel momento di fare l'Italia. All'ambasciatore francese Vittorio Emanuele II dichiara: «Mio padre ingannava tutti col suo regime deplorevole. Il fantasma dell'indipendenza italiana è stato fatale al nostro sventurato paese». Il fantasma dell'indipendenza italiana. A Radetzky, che lo invita a chiudere con le riforme liberali e tornare all'assolutismo, Vittorio Emanuele dice sì, assolutamente, ha assolutamente ragione, i liberali bisogna tenerli a bada, e quanto ai democratici, che sarebbero a sinistra dei liberali nella visione del tempo, sono quelli che vogliono un'apertura ancora maggiore alla libertà politica di stampa, quanto ai democratici, dichiara il re Vittorio all'ambasciatore austriaco, sono canaglie, bisogna schiacciarli come mosche, impiccarli tutti quanti.
Dopodiché, appunto, Vittorio aveva una grandissima capacità di dire a tutti quello che volevano sentirsi dire. Sta di fatto che però lo statuto lo mantiene. Mantiene lo statuto, mantiene il tricolore. All'indomani del disastro del 48-49, il Regno di Sardegna rimane l'unico paese in Italia dove è in vigore una Costituzione, dove ci sono i partiti, le elezioni, il Parlamento, la libertà di stampa. E questo porta come frutto l'altro dei due uomini di cui parleremo oggi, il conte di Cavour. Perché il conte di Cavour nel 1948 aveva deciso che questo nuovo mondo in cui appunto esistevano i giornali liberi, esistevano i partiti, si poteva candidarsi alle elezioni, questo mondo che non esisteva assolutamente fino a pochi mesi prima, che era impensabile in Italia fino a pochi mesi prima. Il conte di Cavour aveva deciso che a lui questo nuovo mondo interessava molto, offriva delle belle opportunità per un uomo che non sapeva più bene che cosa fare perché aveva già avuto più o meno tutto dalla vita. Il conte di Cavour è uno degli uomini più ricchi del regno, è un imprenditore attivissimo nella borsa, nell'agricoltura, è pieno di soldi, è un economista rispettatissimo. Gli manca la politica. Nel 1948 si è buttato in politica. Che voleva dire allora innanzitutto partire dai giornali. In altri tempi si partirà dalla televisione quando si vuole dare la scalata alla politica. Allora si partiva dai giornali. Cavour nel 1948 ha fondato un giornale. Siccome era uno che coglieva lo spirito dei tempi, lo ha chiamato Il Risorgimento. E di questo giornale ha fatto il punto di partenza per candidarsi al Parlamento. A dire la verità, nelle elezioni del 48 non è stato eletto. L'ha presa malissimo. C'è una sua lettera in cui dice: «Oh dura sorte, solo tra i giornalisti mi trovo escluso dalla Camera». Si considera un giornalista perché è padrone di un giornale, padrone, direttore e autore principale di un giornale. Gli altri che hanno fatto i giornali sono in Parlamento, lui è fuori. Poi per fortuna però viene un'elezione suppletiva per un posto che si è liberato e anche Cavour entra in Parlamento. Se il re Vittorio avesse abolito lo statuto, il conte di Cavour se ne sarebbe tornato a coltivare il riso e a fare altri soldi. Invece il re Vittorio mantiene lo statuto e il conte di Cavour non solo rimane in politica, ma è sicuro a questo punto che verrà chiamato al governo. Cavour non ha mai avuto il minimo dubbio sul fatto di essere il migliore del mazzo e che senza di lui non avrebbero mai combinato niente. Al governo ci va innanzitutto D'Azeglio. Cavour non aspirava a essere primo ministro subito. Gli sembrava ovvio essere ministro dell'economia subito. Invece D'Azeglio non lo chiama. Cavour ci rimane male anche stavolta, non è uno che prende le sconfitte. Sono stato a lungo incerto se leggervi una citazione da una lettera di Cavour, perché, come dire, è una cosa poco confacente alle nostre convenzioni torinesi, tuttavia ve la leggo lo stesso. Quando apprende che non sarà ministro, Cavour si ritira in campagna a Leri e a un amico scrive: «Me ne vado in campagna dove almeno avrò la consolazione di vivere come se quella puttana di Italia non esistesse». L'Italia, notate, perché comunque è chiarissimo che la partita dell'Italia è solo rimandata, ma è ancora aperta, e che il prossimo governo del Regno di Sardegna dovrà pensare a come in futuro ricominciare, riaprire il discorso. Fa un paio d'anni di esilio in campagna, poi nel 1951 effettivamente il governo ha bisogno di uomini capaci e lo chiama. Massimo D'Azeglio decide di chiamare Cavour a un ministero. È contentissimo D'Azeglio di aver chiamato Cavour perché uomini di quella stazza, di quella forza ce ne sono pochissimi. Dice D'Azeglio, Cavour è un autentico gallo da combattimento, una specialità che ci mancava. Il re Vittorio, che conosceva i suoi polli, quando D'Azeglio e i ministri vanno a annunciargli che Cavour entrerà nel governo, pare che abbia detto: «Ma non vedono lor signori che quell'uomo lì li manderà tutti con le gambe all'aria». Peraltro parlava in piemontese e usò un'espressione alquanto più forte.
effettivamente Cavour in Parlamento comincia immediatamente a minare il terreno sotto i piedi di D'Azeglio. Massimo, stai sereno. Massimo sta sereno per un po', fin quando non scopre che la maggioranza parlamentare ormai è in mano a Cavour. Cade il ministero D'Azeglio, subentra il ministero Cavour. Il ministero Cavour fa tante cose, ma a noi oggi ne interessa una, la politica estera. Fa anche tante altre cose. Trafori, ferrovie, investimenti, spese, debito pubblico per far crescere il paese, ma a noi interessa la preparazione dell'unificazione. Cavour ha chiara una cosa: bisogna riprovarci. Però se è andata male dobbiamo capire perché è andata male. E perché è andata male? Ma perché gli altri governi italiani avevano promesso a Carlo Alberto di dare una mano e poi non hanno fatto quasi niente. E il Piemonte da solo non ce la può fare? Assolutamente. L'Austria-Ungheria è 10 volte più forte. Non si chiama ancora Austria-Ungheria, si chiama ancora Impero d'Austria in quel momento. Allora, se vogliamo pensare a riaprire il discorso di una bella guerra contro l'Austria per cacciar fuori lo straniero dall'Italia del Nord e allargare il dominio dei Savoia come minimo al Nord Italia, l'idea è quella, un bel regno dell'Alta Italia. Però non possiamo farlo da soli, ci vuole qualcuno che dia una mano. E chi può essere? L'unico candidato è la Francia. La Francia è la più grande potenza del continente, è la più grande potenza militare, è rivale dell'Austria da sempre. E in Francia regna Napoleone III, il nipote di quel Napoleone I che era stato amico dell'Italia, aveva creato un regno d'Italia. Allora, l'idea è: dobbiamo convincere Napoleone III ad intervenire in caso di guerra fra il Piemonte e l'Austria. Per far questo Cavour, come sapete, ricorre a innumerevoli idee. Un'idea vincente è partecipare alla guerra di Crimea. Questa guerra che nessuno ha mai capito né allora né dopo che senso avesse e perché si dovesse combattere, e che però in quel momento infiamma l'opinione pubblica in Francia e in Inghilterra. E siccome la Francia e l'Inghilterra fanno questa guerra contro la Russia, noi manderemo i bersaglieri in Crimea, a morire se necessario sulla Cernaia, a morire soprattutto di colera e di dissenteria. Sapete che quasi nessun soldato piemontese è morto in battaglia in Crimea, ma migliaia sono morti di malattia. Dopodiché, vinta quella guerra, il Regno di Sardegna parteciperà alla conferenza di pace a Parigi, dove le grandi potenze vincitrici cominciano a pensare al futuro dell'Europa, e Cavour sarà lì a discutere insieme a loro. Ricorre anche ad altri mezzi, A Parigi, in quel momento, nel 1956, durante la conferenza di pace, si è trasferita da poco una giovane coppia aristocratica torinese, è il conte Verasis di Castiglione con sua moglie Virginia. La contessa di Castiglione ha 18 anni, è sposata da 1 anno, come si usava a quei tempi, ha già avuto un figlio. Ma a quel livello sociale un figlio, ci sono tante balie, nutrici e istitutrici per occuparsene. E nel dicembre 1955 la contessa Castiglione e il marito si sono trasferiti a Parigi per un po'. Hanno preso alloggio, mi piacerebbe sapere se l'hanno fatto apposta, in Rue de Castiglione, che prende il nome da una battaglia di Napoleone, non c'entra niente con loro. È stata presentata a corte Virginia, e Virginia era famosa a Torino e diventa subito famosa anche a Parigi come una delle donne più affascinanti che si potessero incontrare. Perché vi racconto questi pettegolezzi? Perché in realtà Cavour veramente non lasciava niente di intentato, e di conseguenza in una sua lettera a Rattazzi durante il congresso di Parigi scrive: «Sono qua che sto assediando l'imperatore, sto assediando Napoleone III per convincerlo a qualunque costo a fare questa alleanza. Cito: faccio tutto quanto so. Ho persino cercato di stimolare il patriottismo della bellissima Castiglione, onde seduca l'imperatore». Questo è testuale di Cavour, quindi. Virginia detta Nini pare che ci riesca, e insomma questo avrà raccontato fino a un certo punto.
Napoleone III era un vecchio cospiratore, abituato a tutto, abilissimo a gestire, a prendere e a gestire il potere, certamente non si sarà fatto influenzare più di tanto, ma insomma tutto serve. Al Congresso di Parigi Cavour ha un obiettivo preciso, come vi dicevo: preparare una nuova guerra che permetta non l'unificazione dell'Italia. L'unificazione dell'Italia è una cosa da fare prima o poi, è nell'agenda. Cavour da sempre, anche come economista, è molto interessante vedere le sue opere, le sue pubblicazioni. Cavour, economista, scrive sul problema dei trasporti in Italia, delle ferrovie in Italia, delle esportazioni dell'Italia, e ragiona in termini di Italia, globalmente, come unità territoriale, economica, molto prima che l'Italia sia unificata. Quindi l'orizzonte è senza dubbio quello. Però chissà quando ci riusciremo, bisogna andare un po' per volta. Il problema principale è l'Italia meridionale. Al nord, se si riesce a sconfiggere gli austriaci e a occupare il Lombardo-Veneto, poi gli altri piccoli stati crolleranno, il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena, anche il Granducato di Toscana. Al centro c'è lo Stato Pontificio e lì invece è un altro discorso, meglio rimandare qualunque discorso sullo Stato Pontificio. E poi c'è il sud. Sul sud ci sono delle idee abbastanza chiare, non l'unificazione, è troppo lontano, in mezzo c'è appunto il Papa, però che si possa pensare un giorno al sud di mandar via i Borboni, che con la loro politica repressiva si sono un po' screditati, anzi molto screditati agli occhi del mondo, e che quindi in Europa, specialmente in Inghilterra, che è il paese più moderno e più liberale che ci sia, i Borboni si sono ormai guadagnati la fama di dinastia forcaiola, impresentabile, e allora forse i Borboni si potrebbe buttarli giù. Sempre Cavour da Parigi, dal Congresso di Parigi, scrive, mi pare al suo segretario Costantino Nigra, dicendo: stasera incontrerò il ministro degli esteri inglese. Credo, qui cito, credo di potergli parlare di gettare in aria il bomba, dove il bomba sarebbe Ferdinando II delle Due Sicilie, detto il re bomba dopo la repressione dell'insurrezione di Messina. Gettarlo in aria quindi, ma non ancora per unificare. Sarebbe bello se sul trono di Napoli si potesse mettere un Savoia, per esempio. Di cugini disoccupati ce ne sono, e allora un passo per volta. Capite? È un disegno che ha degli obiettivi di lungo termine, l'unità, degli obiettivi più vicini, buttar fuori gli austriaci, e poi tutto quello che si riesce a fare a seconda del momento, senza imprigionarci in progetti troppo rigidi. Vedremo cosa si potrà fare. Fatto sta che Napoleone III alla fine accetta l'idea. Nel 1858 conferma a Cavour che in caso di guerra contro l'Austria la Francia interverrà. Cavour scrive alla Marmora, ministro della guerra: prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano, se non a Venezia. Come vedete, l'obiettivo è quello, l'Alta Italia. E quando la promessa di Napoleone si concretizza in un trattato di alleanza, gennaio del 59, a questo punto importa una cosa sola: provocare l'Austria e convincere gli austriaci a dichiararci guerra, perché a quel punto Napoleone interverrà. Come si fa a provocare l'Austria? È facilissimo, basta richiamare i riservisti. Gli eserciti prima di una guerra si gonfiano assorbendo i soldati in congedo, e quando cominci a richiamare i riservisti vuol dire che prepari una guerra, e quindi i paesi confinanti si offendono e si allarmano. Il Piemonte comincia a richiamare riservisti e l'Austria comincia a mandare truppe in Lombardia. A questo punto c'è un momento drammatico per Cavour, perché Napoleone III all'ultimo momento cerca di tirarsi indietro. Napoleone III è molto incerto. Dovete immaginare la sua posizione: è un Bonaparte, erede della rivoluzione francese e di certi valori, diciamo così, di sinistra.
Tra questi valori di sinistra c'è anche fare la guerra alle monarchie assolute e aiutare i popoli a liberarsi. E l'opinione pubblica di sinistra in Francia questo si aspetta. Però Napoleone III in realtà è andato al potere con il consenso anche della borghesia, dei militari, del clero. Ha promesso una politica moderata. E il suo sostegno politico, quindi il suo sostegno elettorale, non è fatto tanto dalla sinistra, è più fatto dalla destra in realtà. In particolare dal clero, che del risorgimento italiano ha una gran paura, perché pensa innanzitutto, e lo Stato Pontificio allora che fine farà? Quindi Napoleone III deve barcamenarsi, deve capire cosa mi conviene di più in Francia in questo momento. Il consenso di quelli che magari sfilano in piazza cantando la Marsigliese, che però l'imperatore ha proibito già che c'era, perché è troppo sovversiva, oppure il consenso del clero, dell'aristocrazia, dei grandi interessi industriali. A un certo punto Napoleone III, quando vede che la guerra si avvicina, si prende paura. Pensa che potrebbe ottenere lo stesso risultato, cioè visibilità per lui, convocando un grande congresso europeo a Parigi, dove tutti si mettano d'accordo. Per Cavour sarebbe catastrofico, lui ha puntato tutto su una sola carta, la guerra. In un congresso non conterebbe niente il Regno di Sardegna, verrebbe schiacciato. Il 19 aprile 1859 l'ambasciatore francese a Torino va a svegliare Cavour in piena notte dicendogli che è arrivato un dispaccio da Parigi e l'imperatore ha deciso definitivamente di convocare un congresso. Cavour dichiara: ora non mi resta d'altro da fare che spararmi un colpo in testa. Fa testamento, nomina erede universale il nipote Ainardo, il figlio del fratello Gustavo. Cavour, come sapete, non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Nel testamento Cavour scrive al nipote: speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani. Invece probabilmente il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese. Dopodiché, essendo un imprenditore, scrive al suo amministratore, all'amministratore delle sue terre, dicendogli: prima gli aveva detto: guarda che ci sarà probabilmente la guerra, vendiamo il bestiame. Adesso gli scrive: non si dia più verun fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi, giacché pare che la guerra più non si faccia. Salveremo le vacche, ma perderemo la causa italiana, che pareva prossima a una soluzione favorevole. L'imperatore è stato ingannato o è traditore. Cavour parla appunto di farsi saltare la testa. Anche Vittorio suda freddo, perché Vittorio, il re, ha coperto finora il suo primo ministro, ha sostenuto questa politica, si è impegnato in questa direzione. Se adesso va tutto a catafascio, capite, il re è il figlio di un re che 10 anni prima ha dovuto abdicare perché le cose erano andate male. E il re Vittorio ha un'angoscia nella vita, che capiti anche a lui la stessa cosa. E dal punto di vista del re Vittorio, Cavour è inutile che si preoccupi tanto. Chi rischia davvero è lui, il re. A Cavour scrive: egregio conte, voi avete 150.000 lire di rendita, 1,5 milioni di euro più o meno, rendita annua di Cavour. E qualunque cosa accada, per voi nulla cambia, ma sappiate che io non voglio ritrovarmi dove è finito mio padre. Per fortuna, prima che Napoleone III abbia tempo di convocare il congresso, l'Austria dichiara guerra al Piemonte. O meglio, manda un ultimatum così duro che è impossibile accettarlo. A quel punto, davanti al fatto compiuto, Napoleone III non può più tirarsi indietro. E di conseguenza, prima ancora che Cavour risponda di no all'ultimatum austriaco, la gazzetta ufficiale francese, il Moniteur, annuncia che Sua Maestà l'Imperatore ha deciso la formazione di un esercito che si chiamerà l'Armée d'Italie. Capite cosa passa in quel momento per la testa di Napoleone III? Lui è un vecchio cospiratore, ha passato gran parte della sua vita cospirando, finendo in galera, partecipando a congiure per cercare di diventare imperatore come suo zio. Alla fine ci è riuscito,
grazie al 48 ancora una volta, a quell'enorme dissesto che c'è stato in Europa nel 48. Caduta la monarchia di Luigi Filippo, in Francia nel 48 hanno fatto la Repubblica. Dopodiché hanno eletto Presidente della Repubblica il principe Luigi Napoleone, il quale non ci ha messo molto tempo a organizzare un piccolo colpo di Stato con poche centinaia di morti e qualche migliaio di arresti e diventare da Presidente della Repubblica imperatore. Adesso però gli manca una cosa per essere davvero Napoleone, la gloria militare. Il sogno di Napoleone III è di, come dire, essere pari a suo zio. Finora ci è riuscito, anche lo zio aveva fatto il colpo di Stato il 18 Brumaio e abolito la Repubblica e creato l'impero. Finora siamo in pari. Poi però cosa manca? Appunto la gloria. Napoleone il Grande, la gloria se l'era conquistata innanzitutto in Italia contro gli austriaci alla testa dell'Armée d'Italie. Napoleone III conta di fare la stessa cosa. Questa guerra non piace alla destra, non piace alle banche, la borsa di Parigi scende, ma al popolo piace. E la gente ricomincia a cantare la Marsigliese, anche se in teoria appunto sarebbe proibito. Allora, capite qual è la situazione alla fine dell'aprile 1859? L'Austria ha dichiarato guerra al Piemonte, al Regno di Sardegna. La Francia interverrà. Però l'Austria ha l'esercito già sul Ticino, è lì, a 2 passi. L'esercito francese deve essere radunato e trasportato in Italia. Se il comando austriaco si muove in fretta, c'è, come dire, una finestra temporale nella quale il Piemonte è indifeso. C'è l'esercito piemontese, ma è troppo piccolo per resistere. Se ci fosse stato ancora Radetzky, non so cosa sarebbe successo. Ma Radetzky è morto l'anno prima, a 92 anni. Al suo posto il governatore militare del Lombardo-Veneto è un generale ungherese, il conte Giulai. Si pronuncerebbe Giulai, credo, in ungherese, ma gli italiani dicevano allora, e hanno sempre poi detto Giulai. Si cantavano anche le canzoncine su Giulai. Quando scoppia la guerra si cantavano le canzoncine che dicevano guarda Giulai che viene la primavera, e con la primavera verrà la guerra, l'insurrezione, la rivoluzione. Giulai, se si muovesse in fretta, potrebbe invadere il Regno di Sardegna, non c'è nessuno davanti. Il piccolo esercito piemontese è concentrato ad Alessandria. Perché ad Alessandria? Perché i francesi in parte arriveranno via mare, sbarcheranno a Genova, poi da Genova verranno in treno e arriveranno ad Alessandria. Perciò è indispensabile tenere Alessandria. E quindi tutto il confine lungo il Ticino è indifeso. Novara, Vercelli, Biella sono indifese, Torino è indifesa in realtà. Per fortuna il generale Giulai tarda a muoversi. Il 28 aprile l'ambasciatore austriaco a Parigi, che sta facendo i bagagli, dato che è scoppiata la guerra, scrive a Vienna per lamentarsi che dall'Italia non arrivano notizie che Giulai si stia muovendo. E tutta l'ambasciata austriaca a Parigi non capisce come mai in quei giorni cruciali l'esercito sta fermo. L'ambasciatore austriaco scrive a Vienna per comunicare il grido di dolore, di impazienza e di rabbia per le esitazioni del generale conte Giulai. Diamine, non gli resta che di passare il Ticino, attaccare i piemontesi, rovesciarli, schiacciarli, e se ne sta fermo perché piove. Effettivamente piove, i fiumi sono gonfi, passarli non è così semplice e intanto i francesi si preparano. E si preparano con una velocità che mai in guerra si era vista prima di allora, neanche nel 48, perché tra il 48 e il 59 c'è qualche cosa di completamente nuovo che è stato creato: il treno, le ferrovie. Le ferrovie non c'erano. Fino a quel momento l'unico modo di spostare i soldati, a parte via mare, era a piedi. Adesso i soldati possono viaggiare in treno. E anche via mare viaggiano sui battelli a vapore ormai, non più sulle navi a vela. Perciò la preparazione dell'esercito francese è fulminea. Napoleone III va in treno a Marsiglia e lì si imbarca per Genova con una parte dell'esercito. L'altra parte è avviata in treno fino alla Val di Susa, scende dal Moncenisio. Giulai ha pochi giorni di tempo per fare qualcosa.
ci prova alla fine, è troppo tardi. Il 30 aprile gli austriaci passano il Ticino, il 1 maggio sono a Novara, il 2 maggio passano la Sesia e prendono Vercelli. Come sempre nelle guerre di quell'epoca non ci sono grandi distruzioni e atrocità contro i civili, è un secolo civile l'Ottocento, appunto, civilizzato, ma comunque l'arrivo di un esercito suscita dappertutto fuga di abitanti e lamentele, denunce, ci sono requisizioni di denaro, di vettovaglie, requisizioni di cavalli, ovunque arrivi l'esercito nemico. A Torino è il panico, questi sono già a Vercelli, in 3 giorni arrivano a Torino. Cavour, il 4 maggio, scrive alla sua amante Bianca Ronzani, ballerina di origine ungherese che da alcuni anni è la sua amante e con cui ha un rapporto fortissimo, di grandissima confidenza. Bianca non è a Torino in quel momento e Cavour le scrive da Torino: «Cara Bianca, quale felice combinazione che tu non sia a Torino, giacché le notizie sono sempre più cattive. Gli austriaci si avvicinano e il re non si muove. Non è certo che essi vengano a Torino, ma è probabile. Siamo decisi a difenderci a oltranza. Ho fiducia nel coraggio dei piemontesi e nella provvidenza. Ti abbraccio». Il re non si muove, come vi dicevo, perché deve tenere Alessandria e perché il suo esercito è piccolo. Chi c'era la volta scorsa ricorderà che l'esercito piemontese nel 48 era un esercito, come si diceva allora, di quantità. Moltissimi giovanotti venivano reclutati, si facevano 1 anno di servizio militare, poi tornavano a casa, ma potevano essere richiamati in qualunque momento per la guerra. Quindi l'esercito che combatte la guerra del 48-49 è un esercito fatto da uomini che hanno fatto in vita loro 1 anno di militare e poi dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, a volte dopo 8 anni sono stati richiamati per andare in guerra. I risultati non erano stati buoni. Nel corso del decennio che è passato, i piemontesi hanno cambiato sistema. Sono passati al sistema francese e austriaco, l'esercito di qualità, meno soldati ma che fanno un servizio militare più lungo. Però quanto può essere lungo il servizio militare bisogna farlo ingoiare al paese, che queste cose non le ama. E che percentuale dei giovanotti lo dovranno fare, anche questo bisogna farlo accettare al paese, che queste cose non le ama. E siamo in un paese costituzionale con le discussioni in Parlamento. Risultato: i giovanotti a 20 anni tirano il numero dal sindaco, ma proprio solo i più sfortunati devono fare il servizio militare, se ne prendono pochi. E il servizio militare dura solo 5 anni, che non è niente rispetto agli 8 dell'Austria o ai 25 della Russia. Risultato: il re Vittorio ha 60.000 uomini, Giulai ne ha 120.000, il doppio. È impossibile affrontarlo. Quando Giulai si mette in marcia da Vercelli verso Torino, Cavour decide di ricorrere al piano d'emergenza che era stato preparato. Si aprono tutte le dighe e le chiuse del Vercellese e si allaga l'intero territorio, non a livello delle risaie ma a un livello più alto. L'intero Vercellese e la Lomellina sono allagati. I danni sono enormi, bestiame affogato, ma l'esercito austriaco marcia con l'acqua alla cintola e praticamente non si muove più. La cosa meravigliosa è che questa specie di diluvio universale, che era stato preparato da tempo ed è stato affidato per l'organizzazione a un ingegnere idraulico importantissimo, l'uomo che si era occupato dei progetti del canale Cavour, eccetera, e questo ingegnere idraulico si chiamava l'ingegner Noè. Il paese, un po' scioccato, Cavour in Parlamento deve difendere questa decisione. E in Parlamento a Torino Cavour paragona l'allagamento del Vercellese con quello che hanno fatto i russi nel 1812, quando per fermare Napoleone avevano incendiato Mosca. E Cavour dice: se io non mi fossi preso la responsabilità di ordinarlo, a quest'ora gli austriaci sarebbero in questa sala. A Vienna, ciononostante, a un certo punto scoppia l'entusiasmo. I giornali pubblicano un dispaccio dall'esercito che risulta datato da Torino.
Dunque l'esercito è entrato a Torino. Poi arriva una rettifica, sono entrati a Trino, Vercellese. E a quel punto i francesi stanno scendendo dal Moncenisio e stanno prendendo il treno a Genova. E quando Giulai se ne rende conto, torna indietro. L'invasione del Piemonte è finita, adesso i più forti sono i nostri e perciò sono i nostri che vanno all'attacco. Il treno, di nuovo, fondamentale. Da Alessandria si potrebbero fare tante cose. Cosa si fa? Si attacca stando a sud del Po, verso Piacenza. Oppure si rimane a nord, si va a nord del Po e a quel punto si va verso Vercelli e Novara. In altri tempi ci volevano molti giorni per spostare un esercito anche solo da Alessandria a Vercelli e Novara. Adesso si fa in poche ore col treno. Perciò si decide. L'intera forza viene spostata da Alessandria. I piemontesi, che sono già a Casale, passano la Sesia per primi. Quando gli austriaci se ne rendono conto, attaccano i piemontesi che hanno appena passato la Sesia, sperando ancora di fermarli. È la prima battaglia importante della guerra, Palestro. E a Palestro gli austriaci sono seccamente sconfitti e ributtati indietro. I piemontesi hanno passato la Sesia, il giorno dopo la passano anche i francesi e si va avanti. Come sempre, in queste guerre del Risorgimento che si combattono nella pianura padana, il problema è: bisogna passare i fiumi, uno dopo l'altro, e il nemico sta dietro e cerca di impedirtelo. È tutto un gioco di ponti, di guadi, di trovare il guado che magari il nemico non conosce e non sta difendendo, oppure di gettare nuovi ponti con degli equipaggiamenti fatti apposta, ma bisogna farlo molto in fretta, in un posto dove il nemico non ti aspetta. Passata la Sesia bisogna passare il Ticino. E i francesi e i piemontesi riescono a passare il Ticino e attaccano il nemico che è a Magenta. La battaglia di Magenta è una vera grande battaglia dove si affrontano 60.000 uomini per parte e dove le perdite cominciano ad assomigliare a quelle delle vecchie guerre napoleoniche. Chi di voi c'era giovedì scorso ricorderà forse che nella prima guerra d'indipendenza le perdite erano bassissime. La sensazione è che quegli eserciti erano molto timidi. Era difficile mandare gli uomini all'attacco quando si vedeva che non andava tanto bene. E invece qui l'arrivo dei francesi ha cambiato le cose. Queste sono battaglie più feroci, dove le truppe combattono più ostinatamente e non si fermano alle prime perdite. Alla battaglia di Magenta gli austriaci perdono, fra morti, feriti e prigionieri, più di 10.000 uomini. Il 16% di tutti quelli messi in campo. Sono le percentuali che uno riscontrava nelle battaglie napoleoniche. E dunque, sconfitti anche a Magenta, gli austriaci devono ritirarsi verso il Quadrilatero, come al solito, verso l'unica zona dietro il Mincio dove si sentono un po' al riparo. E perciò Napoleone e Vittorio entrano in trionfo a Milano. Esattamente come aveva predetto Cavour: prepara i cannoni e andremo in parata a Milano. Naturalmente fra i due alleati non tutto è sereno, anzi fra alleati le cose sono sempre difficili. Gli alleati stanno facendo una cosa insieme, ma non è detto che abbiano la stessa agenda, gli stessi obiettivi e che si vogliano bene. La coesistenza tra Vittorio e Napoleone III non è per niente facile. Vittorio Emanuele è l'esponente orgoglioso di una dinastia molto antica, davvero molto antica, risale all'anno 1000, e Napoleone III è un parvenu. Ma il parvenu è strapotente ed è il fratello maggiore ed è lui che ha l'esercito grosso e senza di lui non si può far niente. A Vittorio questo ruolo, come dire, di stare in secondo piano e di obbedire all'alleato sta molto stretto. Vittorio Emanuele su Napoleone III. Chi è dopo tutto quest'uomo, questo bischero? L'ultimo venuto dei sovrani d'Europa, un intruso tra di noi. Farebbe meglio a ricordare chi è lui e chi sono io, il capo della prima e più antica dinastia regnante d'Europa. Risultato: Vittorio, che finora ha fatto il re avendo come primo ministro Cavour, e quindi un uomo di 10 anni più di lui, molto più intelligente di lui, con un carattere forte almeno quanto il suo, e perciò
Vittorio in tutti questi anni ha fatto molta fatica a rispettare il suo ruolo di sovrano costituzionale, che deve avallare le decisioni del primo ministro e che fa, come dire, viene fuori a ogni piè sospinto. Vittorio Cavour vicino ne farebbe volentieri a meno se potesse. Cavour, Vittorio lo chiama il maestro. E siccome a scuola sappiamo che Vittorio non studiava quasi niente e con i maestri aveva un pessimo rapporto, questo la dice già lunga. Cavour a sua volta disprezza profondamente Vittorio. È il re, e Cavour in quanto monarchico convinto lo dice: io rispetto nel re il simbolo della monarchia e della futura unità d'Italia, dice anche questo, e sono pronto a dare anche la vita per lui. Ma come uomo gli chiedo una cosa sola: di starsene il più alla larga possibile. Allora, fra questi due uomini che fanno scintille, Vittorio è partito per la guerra felicissimo. Cavour rimane a Torino e Cavour non potrà più dar troppo fastidio e il re Vittorio finalmente potrà fare quello che gli piace veramente fare. Lo aveva detto 2 o 3 anni prima, quando era in visita a Londra, lo aveva detto alla regina Vittoria, che puntualmente l'aveva annotato nel suo diario. Vittorio aveva detto alla regina: io l'unica cosa che mi piace veramente fare è la guerra. Se non potessi fare la guerra, piuttosto mi faccio frate. La regina Vittoria aveva anche scritto nel diario: è uno stranissimo uomo. Sembra un po' un capo di barbari, di Eruli o di Longobardi. Ecco, comunque, Vittorio è partito per la guerra con un sospiro di sollievo. Finalmente il maestro se ne sta a Torino, non mi darà più fastidio. Purtroppo si trova accanto l'imperatore, il quale gli dà fastidio. E come? Vittorio si riduce a scrivere a Cavour dicendo: sono caduto dalla padella nella brace. Siamo sottoposti a nuove tribolazioni. Non è più lei che ci tormenta, è il degnissimo imperante, il quale ci comanda a bacchetta. D'altra parte i generali e gli aiutanti di Vittorio sono molto contenti che ci sia l'imperatore al suo fianco, perché Vittorio, che è bravissimo quando si tratta di galoppare in mezzo alle pallottole facendo il bravo e incoraggiando i soldati, non è quel gran generale che crede di essere, e i suoi lo sanno benissimo. Anche Napoleone III alla fine si scoprirà che non era un gran generale, ma in quel momento tutti credono di sì. Il generale Solaroli, aiutante di campo del re Vittorio, scrive in una lettera durante la guerra: il nostro re, all'infuori del coraggio e dell'avventatezza, non ha nulla, non ha occhio né sangue freddo, non si ricorda mai il nome di un paese, che facendo la guerra con le mappe, capite, magari, ecco. Chi sa far la guerra è l'imperatore, fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo. Il problema è che anche Cavour a Torino è un po' preoccupato, perché non si fida per niente di come il re sta conducendo le cose e quindi continua a scrivergli dandogli consigli. Potete immaginare com'è contento il re, il quale scrive a Cavour: lei mi dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscano di fare delle bestialità. Pare che lei mi considera un grande asino nel mio mestiere. Se lei mi parla ancora una volta così, vedrà cosa farò. Manderò via tutti d'intorno a me e mi circonderò di meno capaci ancora e farò vedere se io non so fare il mio mestiere senza tanti consiglieri. Pensate alla faccia che avrà fatto Cavour a Torino quando riceve questa lettera. Dopodiché, per fortuna, a togliere tutti d'impaccio arriva un nuovo protagonista, l'imperatore Francesco Giuseppe, il quale noi siamo abituati a considerarlo come un vecchione perché regnerà fino al 1916, ma in quel momento è anche lui un giovanotto, il più giovane di tutti, 29 anni. E il Kaiser Francesco Giuseppe, persa la fiducia nel conte Giulai dopo il disastro di Magenta e di Milano, decide di venire di persona in Italia a prendere il comando del suo esercito e decide di contrattaccare. Risultato: mentre i francesi e i piemontesi, passato l'Adda, passato l'Oglio,
avanzano prudentemente verso il Mincio senza sapere dov'è il nemico e quindi su molte strade, in molte colonne separate, su un lunghissimo fronte che dal lago di Garda viene giù per decine di chilometri. Dall'altra parte, senza che nessuno lo sappia, l'esercito austriaco passa il Mincio per venirgli incontro. Ma anche gli austriaci non sanno dov'è il nemico e vengono avanti perciò su un fronte molto lungo e divisi in molti gruppi. Il 24 giugno, di colpo, scoprono di essere a 2 passi gli uni dagli altri. E il 24 giugno si combatte la doppia battaglia di San Martino e Solferino, dove i piemontesi per tutto il giorno vanno all'attacco degli austriaci sulle alture di San Martino, perdendoci una marea di morti e di feriti, ma continuando ad andare avanti, con Re Vittorio che è nel suo elemento e galoppa appunto alla testa delle truppe con la sciabola sguainata, divertendosi un mondo e dicendo ai soldati: forza fiei, aventa pie San Martin, se noi aleman ne fan fe San Martin a noi altri. Ecco, dopodiché la sera gli austriaci sgombrano San Martino, perché nel frattempo più a sud il grosso austriaco comandato dal suo imperatore è stato affrontato dai francesi comandati da Napoleone III e dopo una durissima battaglia gli austriaci sono crollati e quindi gli austriaci si ritirano e le battaglie di Solferino e San Martino sono vinti. Gli austriaci lasciano sul campo qualcosa come 22.000 morti e feriti, il 20% di quelli entrati in battaglia. Francesi e piemontesi perdono qualcosa come 15 o 17.000 morti, feriti e prigionieri. La battaglia di Solferino è una grande vittoria ed è anche un grande shock. L'imperatore Napoleone III comincia a pensare che forse la guerra non è così divertente come aveva creduto. E comincia anche a pensare che forse quando i giornali francesi pubblicheranno gli elenchi dei morti, l'opinione pubblica francese non sarà così contenta. E per di più viene anche a sapere che questa sconfitta austriaca sta spaventando tutto il mondo tedesco. In Germania c'è un'altra grande potenza, la Prussia, che non ama l'Austria per niente, però non vorrebbe che i francesi si allargassero troppo. E Napoleone III comincia anche a pensare che comunque questi due, questo re spaccone e incompetente Vittorio Emanuele e questo ministro troppo furbo Cavour, forse è meglio non metterli alla testa di un grande regno italiano. Chissà se alla Francia farebbe comodo, forse non troppo. Per tutti questi motivi il 5 luglio Napoleone, pochi giorni dopo la grande vittoria, propone al suo collega imperatore Francesco Giuseppe un armistizio. E Francesco Giuseppe è fin troppo contento di accettare. L'11 luglio viene firmato l'armistizio di Villafranca, con cui l'Austria si impegna a cedere la Lombardia, ma non il Veneto. E Vittorio Emanuele è costretto a firmare, perché senza la Francia è completamente impossibile continuare. Quello che la prende peggio di tutti è Cavour. Cavour alla notizia si sente morire. Lui, come dire, aveva detto andremo a Milano e forse anche a Venezia, e dopo Solferino ci sperava di andare a Venezia, di fare davvero tutta l'Italia settentrionale. Cavour era entrato in guerra con un ottimismo e un'aggressività estremi. Aveva scritto all'inizio della guerra, quando era sembrato che l'Inghilterra volesse ancora fare un tentativo di mediazione per impedire all'ultimo momento questa ennesima guerra europea, Cavour aveva scritto: non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna. Noi metteremo il fuoco all'Europa. E adesso invece è finito tutto. Certo, abbiamo Milano e la Lombardia, ma per un attimo Cavour si era illuso di avere molto di più. E quindi si precipita al comando dal re e hanno in questo incontro celeberrimo con Vittorio Emanuele, solo loro due in una casa e tutti fuori ad ascoltare le urla che vengono dalla stanza. Poi il re esce pallido come un morto, dicendo che Cavour è un tiranno, che ha perso la testa, che ha spaccato le sedie, che si è dimesso dalla presidenza del Consiglio e che ha detto al re che i ministri devono sapere quando è ora di dimettersi e i re devono sapere quando è ora di abdicare, che non è una cosa carina da dire al figlio di Carlo Alberto, per l'appunto. I testimoni dicono appunto Vittorio Emanuele è uscito fuori pallido come un morto, Cavour è uscito fuori, sembrava uscito di senno.
si è dimesso. E confida a qualcuno: mi accorgo che per me è cominciata la vecchiaia. Il re, sotto sotto, è contentissimo. Cavour si è dimesso. Finalmente non mi tocca più ascoltare Cavour e ubbidire a Cavour. A Napoleone III, Vittorio Emanuele confida: pagherei 1 milione di franchi purché Cavour partisse per l'America. E chi lo vede in quei giorni testimonia che il re Vittorio si comporta come uno scolaretto in vacanza. Dunque sembra finito tutto, e invece non è finito niente. Primo, non è possibile fare nessun governo senza Cavour. E quindi quasi subito Cavour viene richiamato, e viene richiamato pieno di nuove idee, perché in realtà la sconfitta dell'Austria e l'annessione della Lombardia hanno fatto venire un sacco di idee ai patrioti italiani, e in mezza Italia i patrioti stanno insorgendo, e a Parma e Piacenza, a Modena, in Toscana, Granducato, nella Romagna, parte dello Stato Pontificio, i patrioti stanno prendendo il potere, cacciando i governi e reclamando l'annessione al Regno di Sardegna. E questa occasione bisogna coglierla a tutti i costi. Anche il re, tutto sommato, decide che in questo caso Cavour ci vuole per gestire questa cosa, e quindi va bene se torna. Da una lettera di Vittorio in quei giorni: io e il maestro siamo pronti ad ogni cimento, anche a prendere il sole e la luna coi denti. E nel giro di pochi mesi, tra l'agosto del 59 e il marzo del 60, si fanno i plebisciti a Parma e Piacenza, in Romagna, a Modena, in Toscana, e tutti questi paesi vengono incorporati nel nuovo regno. È già un boccone grossissimo da digerire. Ma non è finita, come sapete, anche se noi abbiamo quasi finito, ma gli ultimi minuti li devo dedicare al convitato di pietra che ho annunciato all'inizio e che non sta scritto lì, ma che adesso entra in campo. Era in campo già prima, coi cacciatori delle Alpi, ha dato i suoi fastidi agli austriaci, ma è adesso che Garibaldi diventa il protagonista di questa storia, e Cavour e Vittorio Emanuele si ritrovano per un momento a fare gli spettatori, o poco più. No, qualcosa di più in realtà. Perché? Perché la Sicilia insorge per l'ennesima volta nel 60, nell'aprile del 60, contro il governo borbonico, e immediatamente si crea un movimento che chiede a Garibaldi di reclutare volontari e andare in Sicilia. Garibaldi esita, poi si lascia convincere. Il mondo dei patrioti, dei cospiratori, dei mazziniani, dei garibaldini è vastissimo. In tutta Italia ci sono dei gruppi, delle cellule, dei simpatizzanti, per cui immediatamente cominciano il reclutamento di uomini e la raccolta fondi, perché bisogna comprare fucili e camicie rosse e armare la gente. Tutto questo avviene in modo pressoché pubblico. Gli ambasciatori dei governi stranieri a Torino intervengono chiedendo a Cavour: scusate, ma cosa sta succedendo da voi esattamente? Lascerete che questi banditi si organizzino così? E se poi vanno ad attaccare il Papa a Roma? All'idea che Garibaldi all'ultimo momento, scusate, cambi idea e anziché andare in Sicilia vada a Roma, a Cavour vengono i sudori freddi, perché il grande protettore del Papa è l'imperatore Napoleone III, non ci possiamo mica mettere contro di lui. E allora bisogna decidere: lo lasciamo partire Garibaldi oppure lo mettiamo in galera? Per un po' di tempo si valutano le due possibilità e finalmente Cavour decide. Non sa come andrà a finire, È terrorizzato, anzi, all'idea che vada a finire tutto molto male. Però decide: mi gioco tutto. Preferisco veder scomparire la mia popolarità, perdere la mia reputazione, ma vedere fare l'Italia. Come vedete non sono termini della retorica, della storiografia successiva, sono i termini che loro usavano in quei giorni. Ora, per fare l'Italia in questo momento non bisogna metterci in contrasto con Garibaldi. Garibaldi ha una grande forza morale, gode di un immenso prestigio, non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa. E poi Cavour fa una precisa analisi della situazione. Se blocchiamo Garibaldi, i governi europei magari ci diranno bravi,
ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me e l'opinione pubblica avrebbe ragione, perché Garibaldi ha reso all'Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle. Ha dato agli italiani fiducia in se stessi, ha dimostrato all'Europa che gli italiani sapevano battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistare una patria. E quindi la decisione politica è presa. Lasceremo che raccolgano fondi, che comprino fucili, che si radunino a Quarto, toglieremo le sentinelle da quei 2 vaporetti che loro vorrebbero prendere per andare in Sicilia e siccome il mondo protesterà, appena saranno salpati manderemo alla flotta che incrocia nel Tirreno, al comando dell'ammiraglio Persano, l'ordine di bloccarli se per caso osano approdare in un nostro porto. Ma l'ordine lo manderemo con un po' di ritardo, in modo che nel frattempo loro siano già passati. E Garibaldi sbarca a Marsala e da Torino si sta a vedere con enorme preoccupazione. Il re Vittorio, tutto sommato, è ancora più preoccupato di Cavour perché di quel Garibaldi non riesce proprio a fidarsi. Certo, hanno un rapporto molto stretto, Garibaldi ha combattuto al suo fianco nell'ultima guerra, si conoscono bene, però, questo sovversivo che va in giro in camicia rossa. Purtroppo è arrivato in Sicilia e nessuno l'ha fermato. Il re Vittorio, alla notizia che Garibaldi è sbarcato, confida all'ambasciatore francese. Dio mio, sarebbe certo stata una grande disgrazia se gli incrociatori borbonici avessero catturato e impiccato il mio povero Garibaldi. Ma una sorte così triste sarebbe proprio andato a cercarsela da sé. Le cose si sarebbero molto semplificate a quel modo. Che bel monumento gli avremmo fatto. Garibaldi di tutto questo non sa molto, non se ne preoccupa neanche molto. È un generale dell'esercito sardo e sbarca a Marsala in uniforme blu da generale piemontese. Uniforme che peraltro di lì a pochi mesi, tornato a Caprera, regalerà a una turista inglese. Anzi no, la regala, se non sbaglio, a un contadino che la vende a una turista inglese, perché a Caprera c'è la fila naturalmente dei turisti che vogliono vedere il grand'uomo. Però Garibaldi è sbarcato in divisa da generale piemontese e prende Palermo e si proclama dittatore della Sicilia. E da Torino si sta a vedere, dicendosi: cos'è meglio per noi? Che si fermi lì forse sì, se si fermasse lì. E però poi in Sicilia sarà meglio che ci andiamo noi, perché lasciarla in mano a Garibaldi cosa mai succederà? Cavour scrive in quei giorni: in Sicilia c'è Garibaldi, circondato da ciò che va di peggio in fatto di mazzinianesimo. E tenete conto che Mazzini è un terrorista condannato a morte, non è l'eroe nazionale che noi pensiamo. Accecato dalla vanità, dichiara voler fare l'Italia dalle Alpi all'Isonzo per darla a Vittorio Emanuele. Cavour fa fatica a crederci che questo davvero possa avere questa idea e poi sia pronto a regalare tutto al re. È un notorio repubblicano, questo Garibaldi. Intanto non organizza nulla, anzi lascia cadere nell'anarchia il paese che liberò dalla schiavitù. Cosa fa un grande politico in questa situazione? Aspetta di capire cosa succede. In mezzo a tante difficoltà cerco di guadagnare tempo. Ma Garibaldi è pronto a sbarcare in Calabria e risalire verso Napoli. E anche qui le potenze europee fanno pressione sul governo di Torino perché fermi Garibaldi. Ma di nuovo Cavour, nonostante tutti i brutti presentimenti, decide: no, non lo possiamo fermare, lasciamolo andare. Si fa così. Si manda una lettera ufficiale del re Vittorio a Garibaldi in cui gli si dice: generale, caro generale, ottima impresa, la liberazione della Sicilia è stata una grande cosa, adesso è meglio che vi fermiate per non proseguire una guerra fratricida fra italiani. E questa lettera si farà vedere agli ambasciatori stranieri. Poi l'ufficiale che porterà la lettera prenderà Garibaldi da parte e gli dirà: generale, personalmente e a voce da parte di Sua Maestà, non tenga conto della lettera, vada pure avanti. E Garibaldi va avanti e Napoli cade. Garibaldi arriva a Napoli in carrozza, acclamato dalla folla.
E anche a Napoli, come già a Palermo, arrivano mazziniani, sovversivi, comunisti, rossi, idealisti di tutti i tipi. E anche lì Garibaldi si proclama dittatore. Pare che le prime due cose che fa sono garantire il diritto di sciopero ai portuali e dichiarare che lui e i ministri non prenderanno lo stipendio. Da Torino si mettono le mani nei capelli. E c'è un momento in cui sembra che debba andare a finire molto male, perché da Torino non si fidano della promessa di Garibaldi di regalare tutto il sud a Vittorio Emanuele. Lettera di Cavour al principe di Carignano. Il re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. È una cosa che ripete anche in una lettera al suo segretario Costantino Nigra. Se Garibaldi persevera in quel cammino funesto in cui si è messo, entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli e a Palermo, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare. Il re Vittorio, come al solito, è più truculento: sterminarli fino all'ultimo. Dopodiché arriva un telegramma di Garibaldi che dice: Maestà, vi aspetto, quando venite vi consegno tutto. Ci troviamo a Teano, va bene Teano? Ecco, consegno tutto, me ne vado. Io ho fatto l'Italia per darla a Vittorio Emanuele, l'avevo detto e lo faccio. E perciò si viene giù e si incontrano. E Garibaldi cede i poteri dittatoriali sull'intera Italia meridionale al re Vittorio e se ne va a Caprera. E l'Italia è fatta. E l'hanno fatta per un po' più di metà loro due. E l'ha fatta per quasi l'altra metà Garibaldi. Però non sarà l'Italia che a Garibaldi sarebbe piaciuta. Garibaldi è stato realista. Lui avrebbe voluto una repubblica democratica. Avrà una monarchia piuttosto conservatrice e reazionaria. Diritto di voto solo per i ricchi, libertà di stampa fino a un certo punto, però è il meno peggio che ci poteva essere. Verrà fatta e gestita senza Garibaldi e purtroppo verrà gestita anche senza Cavour, che come sapete muore quasi subito. E forse se Cavour non fosse morto, quell'Italia sarebbe stata un po' meno strettina e un po' meno reazionaria e un po' meno ottusa di quello che poi invece purtroppo in parte è risultata. Vittorio è rimasto ancora per molti anni, fra i tre forse era quello meno indispensabile, lui invece è rimasto ed è un padre della patria. Grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.